Buongiorno a tutti, un saluto a chi ci sta seguendo da casa, da remoto e buongiorno agli illustri ospiti che oggi sono venuti qui a Palazzo Ferrofini. A nome del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, vi do il benvenuto. Abbiamo messo come sottotitolo della diretta Facebook e YouTube "Dalla terra delle civiltà della villa, la festa per le dimore storiche di tutta Italia". Questo per sottolineare l'importanza del patrimonio architettonico e storico di questa regione, ma anche di tutta quanta la nazione italiana. Credo che non esista un paese, o è difficile da trovare, diciamo, un paese in Italia che non abbia una dimora storica o un edificio storico sottoposto a vincolo di sovrintendenza. Si tratta di un patrimonio eccezionale. Noi pensiamo sempre giustamente alle ville venete. Le ville venete sono quasi 3.000 circa, un patrimonio, ecco, 4.000, un patrimonio incredibile che nasce in un momento storico anche particolarissimo. Guido Piovene diceva una cosa molto bella, parlando dei Colli Iberici, cioè della sua terra. Dice: tutto quello che ci sembra così bello, così armonico, così naturale, in realtà è frutto del lavoro dell'uomo. Una società buona e intelligente è capace di creare un patrimonio bellissimo, un panorama stupendo. Una società cattiva e triste, avida, e invece crea miasmi e veleni e brutture. Questo lo diceva nel 1974, pochi mesi prima di morire, e io ho sempre pensato che lo dicesse da casa sua, perché casa sua, essendo sulla costiera dei Colli Iberici, poteva vedere da una parte lo sviluppo industriale dell'Alto Vicentino e dall'altra invece vedeva il Basso Vicentino delle ville. Io credo che vada dato atto a tutti i proprietari delle dimore storiche, non solo del Veneto, ma di tutta Italia, di uno sforzo incredibile nella difesa di un patrimonio unico al mondo. Una cosa impensabile in termini di investimento, di affetto anche, unico, perché mantenere questo patrimonio costa tantissimo. Abbiamo anche casi di famiglie che sono proprietarie praticamente dall'inizio della vita della villa o dell'edificio. La malcontenta, il professor Foscari, ci abitano da quando furono loro i committenti, no? Quindi pensiamo all'amore e all'affetto che questa gente porta nei confronti di un bene culturale, architettonico, storico, come dicevo, unico al mondo. Dobbiamo essere grati a questi cittadini, perché difendere la memoria della nazione è importantissimo. Una memoria poi, appunto, come dicevo, diffusissima, perché dalle Alpi fino alla Sicilia non saprei dirvi quanti sono i beni sottoposti a vincolo di sovrintendenza, quanti sono le case. Chiamerei qui, quindi, a introdurre questa giornata, nell'attesa dell'arrivo del Presidente della Prima Commissione, Luciano Sandonà, il Presidente dell'Associazione Dimore Storiche per il Veneto, della sezione Veneta, mi scusi, del Rati, Giulio Giudone. Avvocato, prego. Buongiorno a tutti, non sarò lunghissimo perché in realtà le cose da dire sarebbero tante e tantissime. L'Associazione Dimore Storiche è la più numerosa, parlo del Veneto ovviamente, ma anche per quello che riguarda l'Italia, è comunque l'associazione più numerosa a tutela privata, a tutela dei beni storici, artistici, privati. Per aggiungere qualcosa a chi mi ha preceduto, volevo solo dargli un numero che è però in crescita.
Gli immobili vincolati in Italia, parlando dei immobili vincolati, parlo sia di quelli privati che di quelli pubblici, sono circa 37.000, che è una cifra non da poco. Scusa. Ecco, gli immobili vincolati in tutta Italia sono circa 37.000. Il Veneto fa la parte del leone di questi beni, perché in base a una ricerca storico effettuata con l'Università Luis di Roma e la Fondazione Visentini, che è un istituto di diritto pubblico, il Veneto ha più di 6.000 beni storici vincolati. Questi visto che... Ecco, ha circa 6.000 beni storici. Pronto? Posso? Luce verde. Tutte e due sono verdi. Il bello della diretta. Ecco qua. Così. Mi posso dare per... Tranquillo adesso. Ecco. Allora il Veneto fa la parte del leone rispetto ai beni storico-artistici italiani, perché i beni vincolati pubblici, privati, ecclesiastici, appartenenti a banche o ad altro sono più di 6.000. I beni strettamente privati, abbiamo riperso. Sì, abbiamo riperso. Posso parlare a voce alta? Sì. Ecco, allora facciamo così. I beni privati sono meno gestiti, cioè ancora con proprietà private, sono meno della metà di questi 6.000 beni vincolati. Lo sforzo gigantesco che viene fatto dai privati è uno sforzo che viene, diciamo, ricompensato dalle ricadute economiche che questi beni privati riescono a dare ai territori che circondano. Praticamente in base a delle analisi si è potuto verificare che il rapporto della ricaduta tra investimenti nei beni storici e territorio varia a seconda ovviamente del territorio, delle posizioni ed altro, varia tra l'1,3 e l'1,8. Mediamente è un rapporto tra 1 e 6, che vuol dire, tradotto in termini, che un investimento da 1 milione su un bene storico dà al territorio più o meno, rende il territorio più o meno ricco di circa 6 milioni. E c'è un indotto su tutte le attività. Dobbiamo poi ricordare che sempre in base a questa ricostruzione fatta dall'Università Luis, gran parte dei beni, dei palazzi soprattutto, sono localizzati in comuni con meno di 5.000 abitanti o meno di 20.000 abitanti e sono praticamente l'unica attrattiva che questi comuni possono dare ed è un ritorno anche questo su un territorio che a volte è molto piccolo e non ha altre risorse. Devo dire che sul punto la legge cultura della Regione Veneto ha attribuito alla Giunta regionale il sostentamento dell'attività di conservazione e valorizzazione di dei beni sia mobili che immobili che siano ovviamente vincolati.
questo è un riconoscimento anche dell'importanza turistica e quindi ritorniamo alla ricaduta economica sul territorio. Importanza turistica che viene sempre ribadita da questo studio dell'Università di LUISS quando paragona i visitatori degli immobili statali, dei musei statali, che sono stati 49 milioni nel 2019, con i visitatori delle dimore, del sistema delle dimore pubbliche private in Italia, che sono stati 45 milioni. Il che vuol dire che c'è praticamente una equivalenza di turismo sia nelle città con i musei, sia in tutto il territorio nazionale. È per questo che noi chiamiamo le dimore storiche del paese un museo diffuso. È un museo che in parte è aperto al pubblico, sempre, in parte non lo può essere per dei motivi tecnici. Cosa cerchiamo di fare con le giornate delle dimore storiche? Noi cerchiamo di aprire anche degli immobili che normalmente non sono aperti al pubblico. Questo perché? Perché secondo noi e secondo il nostro statuto ciò che è importante è la conoscenza del passato, la verifica di come è tenuto il presente e nella speranza che questa buona manutenzione del presente sia di stimolo per coloro che verranno, sia come arricchimento culturale, sia per arricchimento storico, sia infine per la manutenzione anche nel futuro. Non avrei altro da aggiungere se non un ringraziamento di cuore alla Regione Veneto e al Presidente Sandonà e al Presidente Ciambetti per averci ospitato in questa conferenza stampa. Grazie. La ringrazio e prima di passare la parola al Conte da Schio, che a proposito di nobiltà antica, faccio notare che la famiglia da Schio è responsabile di alcuni palazzi palladiani a Vicenza, perché Bernardo da Schio commissionò a Palladio la facciata del palazzo. Prima ancora Marino aveva lavorato con Iseppo da Porto per la costruzione del primo palazzo, tra parentesi, privato di Palladio a Vicenza città. Quindi pensate un po' che storia ha questo signore alle spalle. Però prima di darle la parola, last but not least, a proposito di quanto diceva l'avvocato, faccio notare che la famiglia da Schio, Alvise da Schio se ben ricordo, Villa Trento da Schio a Lumignano, a Costozza, fu tra le prime a sperimentare forme di coltivazione della vite, se ben ricordo, e anche di orticole nell'Ottocento, portando una fortissima innovazione nel territorio. Quindi mi ricollego a quello che ha appena detto lei, avvocato. Queste dimore storiche sono anche spazi della innovazione della storia e della cultura e quindi ci permettono di guardare al futuro dall'alto di una storia impressionante. Ed è una cosa molto interessante che possiamo vedere anche con il video, se la regia ce lo fa vedere.
a Giovanni Daschio, membro dell'Associazione Nazionale, Consiglio Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche. Prego, qui. Mi ero dimenticato di dire, a proposito di patrimonio storico, che uno dei palazzi più belli del centro storico di Vicenza, la Cadoro, chiamata Cadoro, fu distrutta durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, però ricostruita in maniera ineccepibile. Palazzo Daschio è una cosa tutt'oggi veramente bella, una Cadoro a tutt'oggi, ed esempio, io credo, unico nel centro storico di Vicenza di restauro fatto in maniera... Ce ne sono anche degli altri. Sì, ma bella così, più bello restauro fatto, quindi anche non soltanto difensori di una storia, ma anche ricostruttori fedeli del passato. Prego. Assolutamente sì, dottor Franzino, la ringrazio per le parole così gentili. Io volevo prendere lo spunto dalle parole che abbiamo sentito fino qua per ricordare che l'insieme delle dimore storiche italiane, che come diceva il nostro Presidente sono circa 37.000, costituiscono, oltre a un patrimonio culturale, storico, di bellezza è indubbio, costituiscono anche una fonte di lavoro. Dietro delle dimore storiche ci sono le filiere del lavoro che non bisogna certo dimenticare. Ci sono i restauratori basta guardarci intorno anche qua a Venezia, i restauratori in tutti i campi, ci sono coloro che mantengono le pietre, coloro che rifanno i tetti e così via. Essendo dimore storiche vincolate, dobbiamo giustamente sottostare a certi criteri di salvaguardia delle caratteristiche artistiche. Di qui il lavoro che c'è dietro è un lavoro che comprende migliaia e migliaia di lavoratori. Non solo, ma quelle dimore che vivono oggi anche grazie al turismo, parlo di ospitalità, parlo di eventi, parlo di visite culturali, alimentano la filiera dei fioristi, dei creatori di eventi, di tutto quello che è legato a queste cose qua. 37.500 dimore circa vogliono dire un sacco di gente che ci lavora dietro, ed è questo che noi vogliamo e dobbiamo enfatizzare, dobbiamo ricordare. Le dimore storiche sono per la metà in comuni al di sotto di 20.000 abitanti e di questo un terzo sotto i 5.000 abitanti. Che cosa vuol dire? Che un piccolo centro non sarebbe tale se non ci fosse il castello, la dimora storica o il bene culturale in questione. E di questi giorni le notizie in tutti i telegiornali, grazie al ponte del 25 aprile e al 1 maggio, le città d'arte sono invase dai turisti. E che cosa vuol dire questo? Che se i monumenti che sono oggetto e sono compresi nelle città d'arte, comprese le dimore storiche, non fossero in piedi, non fossero mantenuti, bene, questo turismo non ci sarebbe. Quindi è molto semplice vederlo il valore e storico-culturale e, lasciatemi dire, economico venale. Il dottor Franzina prima citava le ville venete. Le ville venete sono nate con uno scopo di lavoro, di intraprendenza. Noi dobbiamo gestire, mantenere, custodire e conservare il patrimonio che abbiamo in Italia di queste dimore perché possa essere una fonte di ricchezza culturale, storica e anche economica per l'Italia. Ricordo che questo patrimonio è una delle poche, anzi è l'unica attività che non può essere esportabile, non si possono smontare le dimore storiche e portarle in paesi al di là dei confini. Quindi manteniamo questo patrimonio culturale che abbiamo e cerchiamo di conservarlo, e il nostro dovere, il mio in primis, è quello di riuscire a conservarlo per tramandarlo al futuro. Vi ringrazio. Grazie, è stato veramente interessante ed importante quest'ultimo passaggio
sul fatto che non potrà esserci nessuna intelligenza artificiale, ma soprattutto nessun concorrente che può rubarci questo patrimonio. Se uno vuole venirlo a vedere, deve venire da noi, viverlo, gustarlo. Si parlava anche dell'indotto attorno al patrimonio storico, assaggiare i nostri vini bevendoli in loco o i prodotti locali non sono cose, non sono emozioni esportabili. Jefferson infatti si costruì la sua casa copiando la rotonda di Andrea Palladio, ma se la costruì a Monticello, che poi tra parentesi chiamò Monticello proprio perché nei 4 libri di Andrea Palladio scrisse: su un monticello sorge la villa Capra la Rotonda. Quindi pensate un po'. Adesso saluto intanto il presidente della prima commissione, Luciano Sandonà, che è arrivato e che chiuderà il nostro incontro odierno, e chiamo consigliere della sezione Veneto Giovanni Battista Protti, la voce del Veneto. Buongiorno, grazie dottore. Ringrazio il presidente Sandonà di questa opportunità che dà alla nostra associazione. Mi ricollego a 2 richiami che lei, dottore, ha fatto prima a Piovene. Io volevo richiamarmi anche a quello che ha detto il nostro presidente, l'avvocato Gidoni, a Gustav Mahler, il quale ha detto che è tradizione è custodire il fuoco, ma non adorarne le ceneri. In quest'ottica, insieme a molte altre iniziative a livello nazionale che la nostra associazione ha in programma per questa giornata, fra cui un concorso fotografico su Instagram a cui tutti i soci e tutti i visitatori sono invitati a partecipare. In Veneto abbiamo tutti insieme deciso di iniziare un progetto pilota, che è quello della collaborazione con le scuole. Le scuole superiori delle città di Belluno e di Padova, circa a Padova, io vi parlo di Padova perché ho più contezza, ma anche a Belluno, diciamo, seppur in misura ridotta anche per la popolazione, avviene. Ci sono 3 istituti superiori i cui studenti degli ultimi anni faranno da guida al pubblico dei visitatori. Questi sono i licei classici, il Tito Livio, il Fermi, lo Scientifico e l'Ippolito Nievo. Perché abbiamo deciso di fare questa iniziativa, che le scuole hanno accolto con grande entusiasmo immediatamente? Perché noi crediamo, e il consigliere Daschio l'ha accennato, proprio a questo dovere che abbiamo di tramandare. Ciascuno di noi che ha la responsabilità di una dimora storica non ne è proprietario, ne è un custode, quindi ha l'obbligo di, l'ha ricevuto e ha l'obbligo di mantenerlo e tramandarlo. Chi meglio della sensibilità delle giovani generazioni e delle scuole questo può consentire? Per cui in questi giorni, noi abbiamo cominciato nel mese di aprile, in questi giorni i gruppetti di ragazzi che faranno da guida stanno visitando le dimore storiche, ne stanno studiando le caratteristiche. Vi faccio solo 2 esempi per la trasversalità di questo progetto anche educativo che con i dirigenti scolastici abbiamo pensato. Giustamente ci sono diciamo maestranze che sono restauratori, ci sono pittori, esperti d'arte, ma per esempio abbiamo una dimora storica che è Palazzo Emo Capodilista a Padova, che ha il più vecchio corniolo risalente al 1194 che è piantato nel loro giardino, quindi è una pianta addirittura precedente tutte le piante che ci sono nell'Orto Botanico, che è un sito UNESCO di Padova. Quindi la sensibilità di questi proprietari che hanno la necessità di botanici
per coltivare, per mantenere questo. Un altro esempio sulla trasversalità riguarda un'altra dimora storica che per la prima volta quest'anno a Padova viene aperto, è il Palazzo Giusti del Giardino in via San Francesco, che è un mirabile esempio di architettura, ma al suo interno ci sono due situazioni particolari, e vado a concludere, che è la sede della Società del Casino Pedrocchi, la quale, pochi sanno, pur di non espellere i propri soci di razza ebraica, uso il termine razza e non religione proprio autorizzato dal presidente della comunità ebraica di Padova, pur di non espellere i soci di razza ebraica, ha preferito sciogliersi e chiudere piuttosto che sottostare a delle leggi inique. Gli stessi luoghi del Palazzo Giusti sono stati tristemente noti perché erano le prigioni dove ci sono state delle atroci sevizie durante l'ultimo periodo della Seconda Guerra Mondiale. Tutti questi progetti fanno sì che gli studenti, i loro insegnanti, la cittadinanza abbiano a beneficiare di delle opportunità che con la giornata nazionale vogliamo far godere il pubblico. Grazie. Il patrimonio storico comprende tutte le pagine della storia, anche quelle amare e difficili. Comprende anche nel padovano, penso a Villa Giusti, luoghi dove si sono anche scritte pagine di storia importantissime, la firma della fine della Prima Guerra Mondiale, e non solo, non so, a Vicenza, al Palazzo Villa Salasco, dove si firmò di una famiglia che contribuì alla lotta di indipendenza 1848. Bellissima quella citazione attorno ad un albero che cresceva ai tempi di Matilda di Canossa, per capire quanta storia raccontano questi luoghi, e Villa Emo appunto a Padova, no? Come si possa passeggiare nella storia, proprio andando dentro queste case. E io ripeto la data del 21 maggio, quando saranno aperte questi edifici, invitando tutti appunto non soltanto a partecipare al concorso, ma ad andare a vedere e giustamente imparare a conoscere ed amare, perché si difende ciò che si ama. Questo è il messaggio che possiamo dare giustamente ai cittadini. Lei citava prima Mahler in maniera correttissima, e appunto siamo tutti quanti destinati a tramandare il fuoco e non a pregare sulle ceneri. Chiederei all'avvocato Aldo Rozzi Marin, che qui in veste pubblico-privata mista, e quindi rappresenta, diciamo, anche quella 52% del patrimonio storico veneto. Su 6.000 edifici circa 3.200 sono di proprietà pubblica. Lascio a lei la parola prima poi di chiamare il presidente Sandonà. Prego. Apre a questa iniziativa. Ringrazio il Presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali, il Dottor Luciano Sandonà, per l'invito, e mi complimento sempre con il Capo Ufficio Stampa, che è sempre un piacere, Antonio Franzina, sentirlo con la sua preparazione. Che dire, come amministratore unico della società Veneto Edifici Monumentali, che fino a pochi giorni fa era chiamata Immobiliare Marco Pollo, che ha come socio unico la Regione del Veneto la gestione di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta in provincia di Padova e il complesso monumentale di Monselice, quindi il Castello Cini, il Mastio Federiciano, Villa Duodo. Mi complimento per questa iniziativa
E ringrazio AZI perché l'Associazione Dimore Storiche Italiane rappresenta, come è stato detto, la principale associazione di dimore storiche italiane e da quando frequento l'associazione ho potuto vedere con quanto sforzo tengono viva non solo il ricordo, ma con attività concrete di formazione, di comunicazione, di formazione con le scuole, una attività veramente importante che deve essere sempre di più valorizzata. Lo sforzo che fanno i proprietari per la conservazione e la tutela di questi beni che sono vincolati o non, rappresentano quella pagina della storia per quanto riguarda il Veneto, quella che è stata la civiltà di ville del tempo della Serenissima. Ricordiamo che anche dopo la caduta della Serenissima c'è stato un periodo di abbandono che è durato anche nel dopoguerra, e qui vado a ricordare con AZI la collaborazione fattiva tra pubblico e privato in varie iniziative, cioè noi come società abbiamo creato una borsa di studio, una borsa di ricerca intitolata Aldo Businaro. Quella recente è sulle attività produttive nella terraferma veneta. Questa attività di ricerca ha avuto il patrocinio di AZI e questo è importante perché la ricerca ci permette valorizzare sempre di più con scoperte fatte nei nostri archivi, ci porta alla formazione delle guide, le guide che tramandano un sapere anche al visitatore, quindi nuove informazioni, un ciclo virtuoso. In più abbiamo fatto di recente con la partecipazione di AZI un convegno con la Fondazione Mazzotti in Villa Contarini, acque, campi e dimore storiche, un paesaggio ritrovato, dove abbiamo ricordato non solo queste fabbriche, queste dimore, queste case, ma il contesto nel quale queste dimore sono cresciute, quindi un'attenzione al paesaggio che è sempre bene tenere presente, l'armonia dell'architettura con il paesaggio che lo circonda. E infine il patrocinio che AZI ha dato anche alla mostra Ville Venete Giuseppe Mazzotti, una vita per la tutela del paesaggio, che è in corso in Villa Contarini, che è aperta, l'abbiamo prolungata fino alla fine di maggio, che tutti possono andare a vedere. E questo mi permette di concludere ricordando il Mazzotti, che tanto si deve da fare per le ville venete. Questa iniziativa gode del patrocinio delle province di Treviso, di Padova, dei comuni di Piazzola e di Treviso, dell'Istituto regionale Ville Venete, dell'Associazione Dimore Storiche e ovviamente della Fondazione Mazzotti, che ringrazio. E quindi il Mazzotti, che tanto si deve da fare per le nostre ville, il quale ci ammonisce ricordando che le ville private e pubbliche vanno conservate, studiate, considerate come opera d'arte, documenti di storia, espressione della civiltà di un popolo. Ecco, quindi questo popolo veneto che festeggia appunto la giornata delle dimore storiche italiane, e come Veneto Edifici Monumentale io ringrazio della collaborazione con AZI e spero che a futuro avremo anche altre belle opportunità. Grazie. Grazie Avvocato. Ecco, allora siamo giunti al termine del nostro incontro. E oltre a Mazzotti vorrei ricordare anche il professor Renato Cevese, che fu tra i protagonisti negli anni 50 quando si trattò di organizzare quella mostra fotografica che sollevò tanto scalpore in Italia da portare poi alla costituzione dell'ente delle ville venete e anche a una legge nazionale. Io credo che lo spirito di uomini come Mazzotti, come appunto Renato Cevese, anche Guido Piovene per altri aspetti, riviva
riviva proprio nei proprietari di queste dimore. Chiamo qui il presidente della prima commissione, Luciano Sandonà, notando non da ultimo, come ha detto giustamente l'avvocato all'inizio del nostro incontro, come è stato più volte ripetuto, questi edifici, questi luoghi della cultura e della memoria si trovano diffusi nel territorio e permettono pertanto di scoprire il territorio, permettono di vivere un turismo diverso da quello congestionato che per esempio vediamo qui a Venezia, che consuma i luoghi senza apprezzarli, mentre appunto le dimore storiche diffuse nel territorio, nei nostri piccoli centri, permettono di apprezzare la storia, il luogo, lo spazio, ma anche appunto il paesaggio, come diceva prima l'avvocato Aldo Rozzi Marin. Io aggiungo anche qui, fortunatamente a Padova abbiamo anche una delle migliori storiche italiane, studiose italiane della storia del paesaggio, la professoressa Svalduz, che proprio a breve, fra qualche settimana, terrà un convegno all'Abbazia della Praglia sul paesaggio della fede e degli eremiti in Veneto. Quindi pensate un po' come si intrecciano tutti questi nostri racconti. Prego, dulcis in fundo, il nostro presidente, che tra parentesi ha anche il pregio di nascere e vivere praticamente nel cuore del Veneto, perché lei credo sia equidistante da Belluno a Rovigo, per cui è la persona adatta per chiudere questa nostra mattinata. Sì, centro del Veneto, fra l'altro vicino a una villa splendida, una dimora storica splendida come Villa Contarini, Piazzola sul Brenta, che è collocata in maniera centrale rispetto al Veneto. Ecco, non voglio aggiungere tanto a quello che è già stato detto. Mi ricollego un attimo al discorso del nostro responsabile stampa, dell'ufficio stampa Antonio Franzina, che ringrazio per l'organizzazione di oggi, il coordinamento della giornata, dicendo che il turismo slow in Veneto cresce più del 10% all'anno, è l'unico turismo che cresce a 2 cifre ed è un turismo sul quale dobbiamo senz'altro insistere e così e anche investire. Voglio ringraziare per la giornata di oggi e per questa presentazione in Consiglio regionale l'avvocato Giulio Gidoni, che è il presidente Lazzi Veneto, e Giovanni Daschio, Giovanni Battista Protti e anche Aldo Rozzi Marin per essere venuti qua loro in Consiglio regionale, che è la casa di tutti i veneti, e a maggior ragione il Veneto con le sue ville, le sue dimore storiche, credo si collochi ai primissimi posti in Italia e quindi fa proprio al primo posto, quindi fa da traino a tutto questo tipo di turismo che è sempre più, trova sempre più consensi e sempre più interesse da parte anche dei turisti internazionali, come diceva anche Antonio Franzina. E che poi sono anche turisti di un certo livello, che hanno anche un certo spessore anche culturale e anche di formazione, che poi trovano qui veramente quello che non riescono a trovare in nessun'altra parte del mondo. Cioè, quando facciamo certi esempi ci vengono in mente i famosi castelli della Loira, piuttosto di altri enti, di altre così strutture all'estero che sono così promozionate in maniera così efficiente. Magari vai lì, li visiti e dici ma vicino a casa mia ci sono dei beni come quelli che elencavate prima voi, non mi metto a elencarli perché sono talmente tanti nella nostra regione e talmente di grande interesse, talmente anche diversi, perché abbiamo anche delle strutture di qualche centinaio di anni fa, ma anche strutture ancora più vecchie e anche di interesse oltre che storico anche artistico. Abbiamo seguito anche tanti convegni che riguardano non solo le ville e le dimore storiche, ma anche il paesaggio attorno, l'economia, come funzionava attorno alle ville, alle dimore storiche. Quindi tutti questi sono temi che vanno riscoperti, vanno riportati alla realtà, riportati alla luce. Credo che sia compito anche dell'ente diciamo l'ente pubblico della regione e anche dello Stato
di promuovere e maggiormente sostenere e anche dare così un supporto e una mano a quelli che sono i proprietari, a volte eroici. Gran parte di questi sono beni privati e a volte i proprietari si trovano in grandi difficoltà. C'è stata una riscoperta negli ultimi anni, anche una difesa, ho preso un po' di paura, scusate, anche una difesa maggiore del patrimonio artistico e culturale nella nostra regione, però non basta, ci sono in giro, vediamo situazioni molto difficili di ville, case, di beni storici in stato di abbandono o semi-abbandono da parte di proprietari, a volte anche in maniera incomprensibile, ma credo che ci debba essere da parte del pubblico anche una maggiore strumentazione, un maggiore supporto non solo economico, ma con dei piccoli aggiustamenti delle leggi che già ci sono. Il Veneto in questo senso, come veniva ricordato prima, con l'istituzione dell'Istituto regionale Ville Venete, è stato a suo tempo un antesignano in questa finalità, e credo lo dovremo essere ancora. E quindi abbiamo in mente qualcosa di nuovo che riguarda, diciamo, le ville, le dimore storiche. Nel frattempo, comunque, e chiudo l'intervento, vi faccio ancora i miei ringraziamenti e complimenti per questa giornata importante, che è anche un momento importante per fare quello che stiamo facendo anche oggi, quindi una riflessione profonda e acuta su tutto quello che è le dimore storiche nel nostro paese, che rappresentano appunto l'energia, la vitalità, chiamiamolo il petrolio dell'Italia. Noi non abbiamo risorse energetiche, sappiamo che l'Italia è un paese poverissimo dal punto di vista, diciamo, delle materie prime, però abbiamo avuto nel passato e anche nel presente abbiamo avuto grandi persone, grandi pensatori, grandi personaggi nel passato che hanno edificato anche la loro grandezza in dimore storiche, insomma, citiamo, che ne so, Firenze, Roma, ma possiamo citare qualsiasi città importante italiana, ma anche qualsiasi borgo minore, e troviamo dei personaggi associati a delle ville o delle dimore storiche che hanno costruito nel corso del tempo. E questo è il nostro petrolio, è la nostra materia prima del nostro paese. Dobbiamo sapere, lo diciamo spesso, ma dobbiamo veramente mettere un punto su questo e cercare di valorizzare meglio quello che è il nostro patrimonio storico e artistico del nostro passato, che rappresenta anche il nostro futuro. Per questo la giornata del 21 maggio del 2023 è importante e è un momento appunto importante anche per quello che dicevo prima, cioè per una riflessione sui nostri beni monumentali e sulle nostre dimore storiche. Grazie ancora. Io ringrazio anch'io tutti i convenuti, con un'ultima chiosa che dimore storiche arrivano fino al contemporaneo, perché ricordo una mostra da Petrarca a Carlo Scarpa, quindi proprio una storia antichissima, ma che arriva anche al nostro mondo contemporaneo, ed è anche un modo per rileggere appunto la storia del nostro paese. Io vi ringrazio per la gentilezza che avete avuto nel venire qui, nel darci questa informazione. Invito chi ci segue, chi ci vede da streaming a partecipare attivamente alla giornata del 21 maggio. Un'ultima battuta, permettetemela, visto che Conte Giovanni da Schio, prima parlavamo di Custozza credo che sia il posto dove abbia la dimora storica più antica in assoluto, perché dietro a Villa Trento da Schio ci sono i covoli studiati dal professor Broglio,
che stranamente hanno i reperti di Neanderthal, per cui da Neanderthal a Carlo Scarpa possiamo offrire un raggio incredibile della storia dell'umanità. Grazie a tutti quanti e arrivederci il 21 maggio.